buonasera, benvenuti a questo concerto inserito nell'ambito della manifestazione L'Estetica del Vuoto, il Festival sul Giappone. Io come prima cosa naturalmente voglio ringraziare i padroni di casa e quindi la Fondazione Levi, il direttore Giorgio Busetto, tutto lo staff, Fabio Naccaro, Ilaria, incredibile, le alunne che hanno introdotto i nostri concerti martedì sera e che stasera anche ci sarà Angelina Gibova e martedì c'è stata Paola Cossu, il dottor Calabretto che oggi ha fatto un bellissimo intervento in conferenza, è stata una conferenza, un convegno molto ricco direi, no? Molto interessante. Quindi questa sinergia di forze che veramente direi che ha funzionato. Quindi siamo molto felici di essere qui. Ora lascio la parola a Marco Nicolè, il nostro ex direttore, credo che tutti lo conosciate, nonché insegnante di chitarra, esatto. In questo ruolo qua insegnante di chitarra. Esatto. In questo momento appunto sono felice di aver avuto appunto questa opportunità di poter portare la scuola di chitarra. Abbiamo accolto subito gli inviti perché sia io, il collega Baldissere che è anche qui presente, e il collega Bisso, perché la chitarra in Giappone ha avuto diciamo un'escalation importantissima, soprattutto dalla fine dell'Ottocento e in particolar modo nel XX secolo. Ci sono tracce anche prima, però diciamo che proprio la parte importante è stata nel XX secolo e a tutto tondo, cioè a 360 gradi, sia per quanto riguarda la pubblicazione di opere originali che per l'editoria, chitarristi famosissimi, tipo mi viene in mente Shinji Fukuda o Kazuhito Yamashita, e liuteria anche. Noi in conservatorio abbiamo una chitarra del 74, una Kono del 1974, ero ragazzino io che venivo i primi anni qui a Venezia e c'erano già queste chitarre giapponesi molto quotate e molto belle, ancora oggi sono, quindi voglio dire c'è tutta un background, no, all'interno del paese. Quando c'è stata proposta la partecipazione, quindi immediatamente abbiamo alzato la manina, detto noi ci siamo. Ma ecco. Più entusiasti anche, devo dire la verità. Sì, decisamente. Ecco, e quindi volevo spiegare, ma velocemente, insomma, l'idea, perché apparentemente ci sono 6 composizioni, 6 macro aree, che in realtà appunto sono state inserite volutamente così eterogenee, perché rappresentano un po' il percorso che abbiamo letto, che è un po' il percorso che ha fatto anche la chitarra qui in Europa, della chitarra in Giappone. Perciò abbiamo diverse tipologie di composizioni e anche di compositori. Allora, per quanto riguarda i compositori, 2 nomi soprattutto, che sono naturalmente Takemitsu, che insomma conosciamo tutti, che ha dedicato molte composizioni regalate alla chitarra, sia in versione solistica, come avremo l'occasione questa sera di sentire, e diciamo anche il fatto che chiudiamo proprio con un pezzo di Takemitsu è voluto perché è un omaggio al grande compositore, ma anche pezzi cameristici bellissimi e anche pezzi per chitarra e orchestra, chitarra e oboe e orchestra. Cioè diciamo che la chitarra per Takemitsu ha avuto un ruolo abbastanza importante, questa mini orchestra che lui ha saputo valorizzare con delle sonorità veramente uniche e molto particolari. L'altro nome di importanza, diciamo più giovane ma altrettanto importante, è Toshio Hosokawa, che diciamo ha già dedicato delle composizioni alla chitarra. Oggi sentiremo una rielaborazione del tema popolare per eccellenza che è Sakura, quindi anche qui abbiamo quello che accade anche in Europa con il rivedere dei temi popolari, e
diciamo che per chitarra esiste un'altra versione famosissima per noi chitarristi, perché la suonava John Williams 30 anni fa, però abbiamo sempre su Sakura, tema e variazioni. Abbiamo voluto invece scegliere questo pezzo perché è più di ricerca, è più interessante, ecco. Ovviamente anche un pochettino più elaborato da un punto di vista compositivo, per cui non così immediato nell'ascolto, però il tema si trova, si capisce e penso che sia un tema che ormai conoscono Sì. tutti. L'altra sera, infatti martedì sera al concerto di musica vocale ce l'ha proposto anche la cantante, Ah, ecco, sì, sì. Sakura, e me l'aveva proposto anche la violinista. Ieri sera ho detto no, guarda, ne abbiamo già due di Sakura, può bastare così, però sia Mai, che anche Sì. avete in programma, che Sakura, che evidentemente sono appunto Sì, beh, sono quei temi appunto un po' sì, tipici, battuti, insomma, no? no, ma bellissimo. Noi abbiamo il tema della Follia di Spagna, Esatto, e esatto, loro hanno esatto. altre cose, comunque ecco. E, quindi abbiamo poi delle composizioni diciamo più semplici, direi quasi pseudo classica, come il primo pezzo di Takashi, Watercolor Scalar, che è molto, molto semplice, molto facile, è quasi imitativa, un po', no, è quasi musica descrittiva. Sono 5 frammenti sul tema dell'acqua. Per andare poi con le trascrizioni, anche qui, no? Noi abbiamo sempre come chitarristi, ha cominciato a Segovia con queste trascrizioni da Asturias prima di tutto, no? E Katsuhito Yamashita, che è uno dei grandissimi esecutori giapponesi, ha fatto un'operazione, se vogliamo, un po' discutibile da un punto di vista così, però straordinaria da un punto di vista della tecnica funambolica, cioè è un chitarrista che ha impressionato e si è dedicato appunto alla trascrizione dell'intero quadro di un'esposizione. Naturalmente noi sentiremo soltanto una, per ovvie ragione, insomma, però è giusto anche come rappresentazione della parte delle trascrizioni per chitarra. Ecco, un pezzo invece originale e di ricerca è quello del duo di Luca Giacomello e Francesco Naletto, di questo Miyoshi Protase, che è un pezzo appunto di ricerca. Miyoshi, anche lui, viene dalla scuola di Parigi. Abbiamo questi compositori che partono dal Giappone, anche Takemitsu ma anche Hosokawa, vanno a Parigi ma anche in Germania nel caso per poi elaborare, qualcuno rimane, tipo non abbiamo fatto in tempo a prepararlo, c'era un bellissimo quartetto di una certa Kubo, mi ricordo il cognome, che è residente ancora adesso in Germania, per cui ecco c'è. Però altri appunto come Takemitsu e altri e questo Miyoshi sono rientrati in Giappone e quindi c'è questa contaminazione che è bellissimo tra l'Occidente e l'Oriente, la visione, quindi si crea un'ulteriore immagine, diciamo, musicale che è veramente molto interessante. E abbiamo inserito anche poi questi temi un po' naif che anche noi li abbiamo, la leggenda di Agoromo. Qui è un chitarrista che ha creato sulla chitarra, perciò è una comporre proprio idiomatico, con delle accordature, scordature dello strumento molto particolari, dove sentirete uno strumento che esplode un po' alla Villa-Lobos. Diciamo che Villa-Lobos per noi è stato il primo che ha capito e ha fatto ha creato, diciamo, un terreno ideale per la chitarra, no? La chitarra dall'Ottocento in avanti ha sempre corso su terreni che forse erano più favorevoli a altri strumenti, diciamo, no? Con Villa-Lobos capisce proprio perfettamente che puoi scrivere sullo strumento e acquisisci tutta una serie di timbriche, di dinamiche, di fraseggi che sono particolari, molto, molto interessanti. Ecco. Chiudiamo appunto con una delle composizioni più famose di Takemitsu, All in Twilight.
qui non l'abbiamo scritto, però sono quattro tempi, non sono scritti nel programma. Gli studenti sono tutti studenti dei corsi superiori, sono sei composizioni e delle 3 classi della scuola di chitarra, e quindi avrete modo anche così di sentire insomma il lavoro che facciamo sempre con gioia, perché per noi non è neanche un lavoro, è una passione quella di stare con i ragazzi, e oggi abbiamo la possibilità così di dar loro un po' di spazio, un po' di voce. Per cui ringrazio anche i 2 organizzatori, la Franchini e Vaglini, che sono presenti in sala, e ringrazio voi di essere qui, a noi fa senz'altro piacere, e auguro buon ascolto. Grazie. Grazie.
Sì, grazie a me.